sta arrivando in Italia un nuovo sito di social network, una specie di Facebook, però che ha delle caratteristiche veramente particolari ed uniche. Si chiama SciTalks ed è un nuovo modo per comunicare. Una delle cose più interessanti che mi piace più di SciTalk è la possibilità di abbattere le barriere linguistiche, quindi io posso chattare con un cinese, scrivere in italiano e automaticamente SciTalk scrive in cinese sul suo wall. Quindi ha delle peculiarità, la possibilità di caricare immagini ad altissima risoluzione, è appena nato un figlio e quindi posso caricare tutte le immagini senza dover stare attento alla qualità dell'immagine, si vedrà o non si vedrà e via dicendo. Si è sviluppato molto nel sud-est asiatico e crediamo che ci sarà un grandissimo sviluppo anche in Italia, sia dal punto di vista di utenti, sia una nuova opportunità di business, una nuova opportunità di crearsi delle entrate automatiche, così come spiego nei miei libri e nei miei giochi, fare in modo di avere entrate che non dipendono dalla mia attività lavorativa, cioè fare in modo di avere entrate dove non devo passare 8-10 ore al giorno del mio tempo, ma avere qualcosa che in automatico lavora per me. Quindi ecco perché sono stato contattato da SciTalk per fare in modo di aiutare gli italiani a comprendere meglio come funziona il loro sistema, la loro visione di business e trasportarla per un mercato europeo. Siamo lieti di aver introdotto questa grande azienda che ha battuto il record di tutti i tempi in addirittura 2 industrie allo stesso tempo nel suo primo anno di vita, e l'abbiamo lanciata a Treviso, quindi in qualità di esponenti dell'Alpe Adria siamo veramente orgogliosi di questa cosa. Pensate che la convention mondiale dell'azienda si terrà a Lubiana il prossimo 26 di marzo, quindi persone da tutto il mondo interverranno e verranno insomma in Alpe Adria, quindi tra Treviso e Lubiana sta partendo a livello mondiale pionieristico una delle aziende che si sta già dimostrando di maggior successo con il più alto tasso di crescita al mondo, questo social network innovativo chiamato SciTalk. Io me lo principio perché è il primo social network al mondo che all'interno ha integrato un vero e proprio centro commerciale, cioè le persone possono divertirsi, chattare, hanno delle funzionalità che nessun social network ha mai offerto fino ad ora e in più possono acquistare tanti prodotti e servizi. Siamo molto lieti di aver finalmente inserito la SciTalk in Italia. È stato molto difficile a aprire questo mercato italiano, però stiamo vedendo i primi risultati che sono, diciamo, veramente buoni come risultati. La SciTalk secondo me avrà un successo grandissimo anche perché l'Italia è il 7° paese al mondo nel mondo del multilevel marketing e anche ha 22 milioni di utenti in Facebook. Questo vuol dire che è una combinazione perfetta per l'Italia di sviluppare la SciTalk.